Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. Un 17enne ha accusato un malore mentre stava eseguendo una traversata a nuoto da Favignana a Levanzo. Il giovane è stato portato in ospedale a Palermo in elisoccorso, dove si trova attualmente in prognosi riservata. A Scicli, in provincia di Ragusa, due uomini, padre e figlio, sono stati vittima di un agguato messo in atto da un individuo che, armato di pistola a paleni, ha sparato al volto dei due, che fortunatamente non sono in pericolo di vita. Inchiesta società Interporti, chiesto dalla Procura di Catania il rinvio a giudizio di Gaetano Armao e Marco Falcone, accusati di induzione indebita a fornire o promettere vantaggi. I giudici del TAR hanno respinto il ricorso presentato contro la riforma dei consorzi di bonifica in Sicilia. Ad avanzare il ricorso erano stati i dirigenti e i capi di settore del consorzio di bonifica 3 di Agrigento. Chiudiamo con le previsioni meteo. Domani in Sicilia previsti cieli sereni o nuvolosi, non si escludono però piogge sparse, ma comunque di debole intensità nelle zone più interne. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.